Eder. Mech. Pallister. Una giornata cruciale nella ricerca della verità. Oggi, 26 gennaio 2024, potrebbe segnarsi una tappa decisiva nel misterioso caso di Liliana Resinovic, con la riesumazione del suo corpo. Questo evento tanto atteso avviene dopo mesi di indagini e speculazioni, nel corso delle quali la verità sulla sua morte è rimasta totalmente avvolta nel mistero. La nuova autopsia è stata autorizzata nella speranza di fornire agli inquirenti nuove prove forensi che possano gettare luce sulle circostanze e il momento esatto del decesso della nostra Lily. La riesumazione si svolge sotto la supervisione di un team multidisciplinare che include patologi come Cristina Cattaneo, esperti di medicina legale e investigatori come il generale Luciano Garofano, e sarà seguita con grande attenzione dai media e dall'opinione pubblica. L'obiettivo è di raccogliere dati incontestabili che possano guidare gli inquirenti verso la risoluzione definitiva del caso. Le domande che rimangono senza risposta sono molteplici. Come è morta Liliana Resinovic? Quale catena di eventi ha portato alla sua scomparsa e successiva morte? La riesumazione di oggi è un passo fondamentale per rispondere a queste domande e per offrire alla famiglia di Resinovic e alla comunità un senso di chiusura definitiva della vicenda. Mentre la giornata procede, restiamo in attesa di aggiornamenti, pronti a seguire ogni sviluppo e a condividere le indiscrezioni che eventualmente emergeranno. La speranza è che la giustizia possa prevalere e che, attraverso la scienza e il perseverante lavoro degli investigatori, la verità su questo caso possa finalmente emergere. Con occhi vigili e cuori in attesa, osserviamo il corso degli eventi, minuto per minuto, pronti a documentare e informarvi su ogni novità rilevante. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.